Oggi giornata nazionale dell'unità e delle forze armate, cerimonia ad Agrigento a Villa Bonfiglio, a Favara in piazza Cavour, a Palermo al Politeama, consegnate 10 onorificenze al merito della Repubblica Italiana. La Procura della Repubblica di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui l'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro, il parlamentare nazionale Saverio Romano e quello regionale Carmelo Pace. L'accusa è associazione a delinquere e turbativa d'asta. Serrati controlli dei carabinieri di Agrigento sui luoghi della movida frequentati dai giovani. La CNA Sicilia esprime forti preoccupazioni per le modifiche al bando destinato alle imprese turistiche siciliane. Mercoledì di Coppa Italia, l'Acragas giocherà a Raffadali a porte chiuse. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 4 novembre. Si è svolta oggi presso il monumento ai caduti di Villa Bonfiglio ad Agrigento la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate alla presenza delle autorità civili, religiose e militari della provincia e delle rappresentanze delle forze armate e delle forze di polizia. Noi abbiamo seguito la cerimonia. Oggi 4 novembre le forze armate ricordano i propri cari, quelli che si sono sacrificati per la patria e per le persone, per i cittadini tutti, con questa manifestazione qui a Villa Bonfiglio. Sì, oggi 4 novembre Agrigento ricorda tutte le forze armate impegnate quotidianamente nelle attività di difesa del territorio italiano. Sono dei giorni in cui dobbiamo noi tributare veramente tanta riconoscenza ai nostri militari. Come ho detto io poc'anzi, si impegnano non solo per il benessere della comunità, ma sono impegnati in attività di protezione civile, in attività a salvaguardia delle vite umane. Quindi questo è il tributo principale che noi dobbiamo riconoscere. E oggi Agrigento si riunisce in comunità. Questa è una giornata che celebra non solo i militari, tutti i militari che, come ho detto, sono impegnati diuturnamente, ma soprattutto è un momento per cui la comunità agrigentina celebra i principi fondanti della nostra Costituzione, cioè la democrazia, la libertà e la solidarietà. Questo è il motivo di questa data, che viene celebrata in tutta Italia, ma nel nostro territorio la sentiamo ancora più profondamente. Ho fatto riferimento anche nelle mie parole al fenomeno migratorio, ma proprio perché la provincia di Agrigento ha dato e continua a dare un esempio formidabile di solidarietà. E questo non solo grazie a tutti coloro che sono impegnati su questo fronte, quindi le forze armate, ma anche la comunità che è in grado di dare un segnale concreto, tangibile e veramente di solidarietà umana. Ricordiamo l'impegno che abbiamo visto soprattutto recentemente per le ricerche di Marianna Bello. Ecco, proprio le mie parole erano riferite al senso di comunità, la protezione civile che in quel caso è entrata in campo con tutte le sue componenti, ha dato un formidabile esempio di comunità, di solidarietà, si è andati incontro a chi era in difficoltà, ma soprattutto si è fatto sistema. Tutte le forze statuali, locali, le associazioni di volontariato hanno dato veramente un senso tangibile di come questa provincia riesce a fare solidarietà umana. Più tardi le consegne le benedizioni Cavalieri del Lavoro? Più tardi consegneremo le onorificenze, che anche questo sono un tributo che il Presidente della Repubblica riconosce a quei concittadini che nei loro ambiti di rispettiva competenza, dove hanno svolto le proprie attività lavorative, sociali e umanitarie, si sono contraddistinti.
Anche questo è un momento importantissimo ed è per questo che ho fatto coincidere la consegna delle onorificenze nella giornata dell'unità nazionale. Sindaco, lei è intervenuto con un suo discorso alla festa del 4 novembre e si è anche inaugurata questa mostra fotografica donata da un cittadino per ricordare le varie fasi di costruzione della Villa Bonfiglio. Sì, oggi è un momento particolare, abbiamo voluto ricordare le due date, il 4 novembre del 1918, l'armistizio di Villa Giusti, e il 4 novembre del 1921, quando c'è stata la simulazione del milite ignoto nella strada della patria. Siamo stati qua presenti oggi come ogni anno, quest'anno ancora più forte. La memoria è fondamentale per ricordare coloro i quali sono caduti, giovani uomini, donne e anche ragazzi, per l'unità d'Italia. E questo sacrificio deve far ricordare, far riflettere come dura e difficile raggiungere la pace, specialmente in un mondo dove ancora oggi le guerre e i conflitti ci affliggono. Ringrazio il popolo anche per ringraziare Vincenzo Franciamore, un agrigentino storico, un collezionista di cimeli e di antiquariato, ci ha fornito e ci ha donato le foto della nascita, del momento delle cadute della Villa Bonfiglio, che ho voluto immortalare e mettere una bacheca qui alle mie spalle, e la sera è anche illuminata. E dopo la cerimonia del 4 novembre che si è svolta in piazza Bonfiglio, nella vicina piazza Cavour si è proceduto alla consegna di 10 onorificenze al merito della Repubblica Italiana, conferite ad altrettanti cittadini che si sono particolarmente distinti il servizio. Dopo la cerimonia del 4 novembre svoltasi in piazza Bonfiglio, nella vicina piazza Cavour si è proceduto alla consegna di 10 onorificenze al merito della Repubblica Italiana, conferite ad altrettanti cittadini che si sono particolarmente distinti, consegnati dal prefetto di Agrigento e varie autorità locali e provinciali. Questo l'elenco degli insigniti e le varie motivazioni. Dottor Raffaele Castaldo, vice sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Agrigento. Salvatore Castellano, in servizio presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nelle funzioni di direttore di 3 unità operative. Al maresciallo maggiore Alfonso David Contraffatto, che presta servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 1994 e allo Stato è comandante della stazione dei Carabinieri di Castrofilippo. A Salvatore Galanti, pianista da oltre 15 anni, che riveste un ruolo di grande importanza nella vita culturale di questa città. A Giuseppe Migliore, console provinciale della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro di Agrigento. A Salvatore Milia, imprenditore, vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Milia SRL con sede a Favara, un'azienda che opera nel settore dell'arredamento. Ad Antonio Mancuso, imprenditore che sin da giovane età presta la propria attività nell'azienda di famiglia della quale diventa socio. A seguito dell'ampliamento della stessa ricopre la carica di presidente del CDA e dal 2021 è presidente della Mancuso Holding. A Salvatore Albano, alle dipendenze della Italcementi SPA fino al 2019, data del pensionamento. Al maresciallo maggiore Armando Manzo, che presta servizio nell'Arma dei Carabinieri sin dal 1994 e allo Stato è comandante della sezione dei Carabinieri di Raffadali. Per il lodevole servizio gli sono stati conferiti numerosi apprezzamenti. Un'onorificenza è andata anche a una donna, Giuseppa Rita Milazzo, un'imprenditrice di Campobello di Licata. Anche a Favara è stata celebrata la festa del 4 novembre con il ripristino della stele dei partigiani. L'evento si è svolto in piazza Cavour, ha seguito per noi la manifestazione il collega Giuseppe Moscato. Anche Favara celebra il 4 novembre, la giornata dell'unità nazionale e la festa delle forze armate. Autorità civili, religiose e militari, molti cittadini e anche dei familiari dei caduti in guerra hanno reso omaggio a questa importante giornata.
Ai piedi del monumento ai caduti in piazza Cavour la deposizione di una corona di alloro e anche la scopertura della stele dedicata ai partigiani che è stata restaurata. Il sindaco Antonio Palumbo e il presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra hanno avuto parole importanti per questa importante giornata, ma soprattutto per la pace nel mondo. Ascoltiamoli. Oggi abbiamo voluto far trovare il giardino pronto perché ricordiamo a tutti che verrà inaugurato ufficialmente la Sua Eccellenza il Prefetto il giorno 7, ma oggi era doveroso, la ricorrenza è oggi. Abbiamo voluto dare un omaggio floreale alla presenza di alcuni parenti e familiari dei nostri caduti in guerra e abbiamo voluto pure rivedere la stele dedicata ai partigiani, aggiornandola e ripulendola per questa giornata. Un gesto doveroso, la nostra comunità continua a ricordare chi è morto in guerra per noi e i nostri eroi partigiani che si sono sacrificati per un'Italia libera. Grazie alla ricerca di molti studiosi abbiamo appreso che Favara ha dato un grosso contributo alla prima, alla seconda guerra mondiale e alla lotta di liberazione. Sì, a volte pensiamo che questi eventi siano eventi lontani che non ci hanno riguardato. La prima e la seconda guerra mondiale l'abbiamo vissuta tutta sulla nostra pelle perché qualcuno di noi ha sicuramente un familiare che è morto in guerra. Quello che invece abbiamo riscoperto negli anni, grazie al lavoro di tanti studiosi come ad esempio Pasquale Cucchiara, abbiamo riscoperto i nostri eroi partigiani, gente che alla fine era lontano dalla propria terra ma che ha comunque deciso di lottare e alcuni morire e rischiare la vita per liberare la nostra nazione dall'occupazione nazifascista. La città non dimentica questi figli. Favara non dimentica e questo è qualcosa di positivo. Grazie all'impegno profuso in questi ultimi tempi dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione di Favara e in collaborazione con il Comune di Favara. È una festa che serve per far rivivere la memoria di coloro i quali sono morti per salvare la nostra patria. È un tema principale che ci viene suggerito a livello nazionale, è quello di sostenere con forza il tema della pace, specie in un momento nel quale nel mondo ci sono tantissime guerre che stanno distruggendo persone, che stanno distruggendo tutto quello che si incrocia, diciamo, nel momento in cui si viene a bombardare città intere, come avviene, non voglio citarne per evitare che qualcuno possa pensare che voglia fare politica, ma la guerra c'è, le guerre ci sono, nel mondo ce ne sono una cinquantina ed è giusto che si ponga fine a questo momento. Lo abbiamo ricordato oggi questo fatto, questo avvenimento di Favara è importante perché lo vogliamo ripetere negli anni, vogliamo che questa festa riassuma il carattere che aveva negli anni passati, quando c'erano ancora vive le mogli e i figli di coloro i quali adesso non ci sono più. Festa delle Forze Armate a Palermo, al Piazza Politeama. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Oggi in Piazza Verdi a Palermo si è celebrata la festa delle Forze Armate, Esercito, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, presenti con stand espositivi. L'inno d'Italia seguito alla fanfara dei Carabinieri del 12° Reggimento Sicilia e l'alzabandiera hanno dato il via alla significativa giornata. Quest'anno, come tutti gli anni, ricordiamo il 4 novembre perché è importante non dimenticare il valore intrinseco di questa commemorazione. Inoltre quest'anno il tema è che la difesa è la forza che unisce. Cosa intendiamo proporre, cosa intendiamo dire? Intendiamo dire che siamo quella forza, le forze di difesa che uniscono il Paese, quindi siamo le forze che nel Paese difendiamo le istituzioni, beni quale la libertà o la democrazia, e all'estero siamo coloro i quali che nelle missioni internazionali proponiamo e difendiamo la pace. La giornata odierna ci consente di mostrare quelle che sono le nostre capacità, come qui si può vedere ci sono tutte le capacità esprimibili dalla difesa nazionale. La difesa rappresenta il meglio
del nostro Paese. Si fonda su valori fondanti quale la disciplina, il rispetto delle regole, e quindi diamo ai giovani un segnale importante. È un giorno di festa per ricordare una data importante, una data nella quale si è compiuta l'unità nazionale, è un giorno di festa anche per celebrare le nostre forze armate, che sono forze di pace, forze democratiche che garantiscono la sicurezza nel nostro Paese. Ecco, un momento complesso per l'Italia. Sì, è un momento complesso per il mondo, non soltanto per l'Italia. È un momento nel quale appunto a livello planetario ci sono sfide importanti, instabilità, conflitti. Ecco perché bisogna stringersi istituzionalmente attorno alle nostre appunto istituzioni, anche quelle militari, per affrontare questo momento, diciamo così, queste sfide difficili con decisione e con grande capacità. La Procura della Repubblica di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui l'ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro, il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e quello regionale Carmelo Pace, accusati a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. I carabinieri del Rosso hanno notificato a tutti l'invito a comparire davanti al GIP per l'interrogatorio preventivo e servizio. La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui l'ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro e il deputato di Noi Moderati Saverio Romano. Le accuse riguardano associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione nell'ambito di un'inchiesta su appalti pilotati condotta dai carabinieri del ROS. I militari hanno notificato a tutti gli indagati l'invito a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari, per l'interrogatorio preventivo. Solo dopo questi interrogatori il GIP deciderà se accogliere o meno la richiesta di misure cautelari avanzata dalla Procura della Repubblica e se chiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere per Saverio Romano. Tra i destinatari della richiesta di misura cautelare figura anche Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Assemblea regionale siciliana. L'inchiesta ipotizza reati di associazione per delinquere, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione e turbativa libertà degli incanti. Nell'indagine risultano coinvolti anche diversi funzionari pubblici. A Cuffaro è stato anche notificato un decreto di perquisizione. Le perquisizioni sono state disposte al fine di evitare la dispersione delle prove a seguito della discovery delle indagini imposta dalla notifica dell'invito a rendere interrogatorio cosiddetto preventivo a seguito della richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei confronti degli indagati. Si legge nel dispositivo firmato dal procuratore Maurizio De Lucia. Dopo l'interrogatorio, il GIP di Palermo deciderà se accogliere la richiesta di arresti domiciliari e chiedere eventualmente al Parlamento l'autorizzazione a procedere per Romano. Intanto Totò Cuffaro replica dicendo: stamani mi hanno notificato un avviso di garanzia, hanno effettuato perquisizioni nella mia abitazione in ufficio, ho fornito ai carabinieri la massima collaborazione e sono sereno rispetto ai fatti che mi sono stati contestati, per alcuni dei quali non conosco né le vicende né le persone. Sono fiducioso nel lavoro degli organi inquirenti e pronto a chiarire la mia posizione. In merito all'inchiesta è intervenuto anche il coordinatore politico di Noi Moderati, Saverio Romano, affermando: buongiorno a tutti, il danno è fatto, non so a cosa porterà questa inchiesta. Un'inchiesta che vede 18 indagati per la quale hanno chiesto gli arresti domiciliari per il sottoscritto, però il danno è fatto perché non ho ancora ricevuto assolutamente nessuna notizia, nessun avviso, anzi sono venuto qua alla caserma di San Lorenzo dai carabinieri per chiedere la notifica di atti e non so assolutamente nulla. Mi sembra una cosa abnorme, sono lontano da queste pratiche, non so assolutamente come avrei potuto inserirmi dentro un meccanismo di turbativa di appalti truccati.
Ribadirò la mia fiducia nella magistratura, al GIP, nel momento in cui dovrò essere ascoltato. Mi chiamano tutti i giornalisti per commentare una cosa che io non conosco, ma loro sì. Vedremo gli sviluppi. Questo quanto affermato da Saverio Romano di Noi Moderati. E sulla notizia che riguarda l'indagine su Totò Cuffaro e Romano interviene oggi il capogruppo del PD Michele Catanzaro, che afferma che si fosse tornati a una conduzione paludosa lo avevamo detto da tempo. La notizia di questa nuova indagine su politiche e appalti è inquietante. Si ha la sensazione che il tempo non abbia insegnato nulla. Continuiamo a dire che la sanità deve servire a garantire ai cittadini il diritto alla salute. Nel governo Schifani la utilizzano per garantirsi il diritto alle poltrone. Naturalmente, aggiunge Catanzaro, aspettiamo di conoscere gli sviluppi, ribadendo il nostro pieno sostegno nell'operato della magistratura. Quel che è certo è che fino a quando la politica non riuscirà a rompere ogni contatto con il mondo degli appalti, la Sicilia è destinata a leggere altre notizie come quella di oggi. Intensificati i controlli da parte della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento nelle zone della Movida Agrigentina e nelle zone frequentate dai più giovani nei giorni del fine settimana scorso. Il servizio. Nel corso del fine settimana i carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno intensificato l'attività di controllo e prevenzione nel centro storico del capoluogo e nelle zone tradizionalmente frequentate dai giovani. Tra venerdì e domenica sono stati impiegati circa 40 militari con l'obiettivo di tutelare la tranquillità dei residenti, garantendo a tutti festeggiamenti sereni e in sicurezza. Particolare attenzione è stata riservata ai locali della Movida. 9 gli esercizi passati al vaglio tra la via Atenea e l'area del quadrivio Spinasanta, con riscontro di violazioni in tema di sicurezza, divieto di fumo e somministrazione di alcolici. Sono stati inoltre controllati 8 distributori automatici presenti sul territorio comunale. In 3 casi gli apparecchi non sospendevano la vendita di alcolici all'orario previsto, consentendo anche l'erogazione di bevande in bottiglia di vetro in violazione del regolamento comunale, con evidente rischio per l'ordine e la sicurezza nelle ore di maggiore afflusso. Parallelamente i carabinieri di Agrigento hanno effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale lungo le principali direttrici della città per prevenire comportamenti di guida irresponsabili e stato di ebbrezza su circa 60 auto controllati. 2 sono risultati privi della prescritta revisione periodica, omessa da anni. Oltre 140 le persone sottoposte a identificazione, 32 conducenti sono stati sottoposti a test alcolemici preliminari, tutti con esito negativo. Nel complesso le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 32.000 euro. Nei casi più gravi seguiranno segnalazioni alle varie competenti autorità comunali per l'adozione di eventuali provvedimenti di chiusura temporanea. Un dato che riempie d'orgoglio l'intera provincia di Agrigento è che preme il lavoro instancabile delle donne e degli uomini in divisa, lo dichiara l'onorevole Calogero Pisano, deputato agrigentino, commentando l'indice della criminalità 2025 pubblicato dal Sole 24 Ore sulla base dei dati ufficiali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. La provincia di Agrigento, afferma Pisano, si posiziona al 97° posto su 106 nella graduatoria nazionale per delitti denunciati in rapporto alla popolazione residente nell'anno 2024, confermando un livello di criminalità tra i più bassi d'Italia. È il secondo posto in Sicilia per sicurezza, preceduta solo da Enna al 103° posto. Questo non è un caso, ma è il risultato di un impegno quotidiano dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e delle altre forze dell'ordine che operano nel territorio con professionalità, sacrificio e dedizione. Mi congratulo con i cittadini agrigentini per questo traguardo, aggiunge il deputato Pisano, ma il mio plauso più sincero va alle donne e agli uomini in divisa che con operazioni di contrasto, prevenzione e controllo capillare garantiscono la nostra tranquillità anche in
contesti complessi. Come parlamentare agrigentino, conclude Pisano, continuerò a sostenere politiche che rafforzino risorse umane e materiali per le forze dell'ordine. La sicurezza è un bene da difendere ogni giorno. Agrigento è bella, ma oggi è anche tra le più sicure d'Italia. Fermati a bordo di un'auto con circa 200 kg di uva Italia appena rubate in un vigneto di Canicattì, un paio di forbici da potatura e 2 coltelli da cucina. Un 53enne e un 35enne di Catania sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per furto aggravato e porto di oggetti atti a offendere. A effettuare il controllo sono stati i poliziotti del commissariato cittadino. E la CNA Sicilia esprime forti preoccupazioni per le recenti notizie pubblicate dall'IRFIS in merito al bando per il sostegno delle imprese turistiche e chiede un immediato intervento dell'assessore regionale al turismo Elvira Amata. E quanto emerge da una lettera inviata proprio ieri dalla CNA all'assessorato. A pochi giorni dalla chiusura del bando, spiega la CNA Sicilia, le modifiche introdotte stanno degenerando effetti destabilizzanti su centinaia di imprese che hanno già elaborato e avviato i propri progetti. In particolare la scelta di imporre l'applicazione forfettaria dell'IVA al 22%, anche laddove la normativa prevede aliquote diverse, appare priva di base giuridica e rischia di compromettere la sostenibilità economica di molti interventi. Modificare le regole del gioco già avviato, ha affermato Piero Giglione e Filippo Scivoli della CNA Sicilia, crea insicurezza e danneggia la credibilità del sistema. Chiediamo pertanto all'assessore Amata di intervenire con una proroga e rivedere i criteri di calcolo dell'IVA ripristinando le aliquote di legge. Inaugurata al Teatro Pirandello di Agrigento la mostra dello strumento popolare mondiale Claudio Crescenzo, un viaggio tra suoni e colori e tradizione dei 5 continenti che fa parlare di musica e racconta la cultura dei popoli. Ce ne parla in questo servizio il collega Davide Sardo. Unica nel suo genere, la mostra dello strumento musicale popolare mondiale Claudio Crescenzo trasforma il Teatro Pirandello di Agrigento in un viaggio tra suoni, colori e culture di tutto il mondo. Strumenti provenienti da ogni continente, tamburi africani, flauti andini, ghironde europee e sitar indiani. Ogni pezzo racconta la storia di un popolo e la sua identità musicale. La mostra, promossa dal Comune di Agrigento nell'ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, è realizzata in collaborazione con le associazioni Fabaria Folk e Gergent. Aperta anche alle scuole, offre ai più giovani un'occasione per conoscere da vicino le tradizioni musicali del mondo e scoprire la passione che animava Claudio Crescenzo, collezionista e studioso, che ha dedicato la vita a questa straordinaria raccolta. Un percorso che emoziona e insegna, dove ogni suono diventa racconto e ogni strumento custodisce un pezzo di mondo. Sicuramente le culture e le tradizioni popolari di tutto il mondo. Questa è una collezione nata da mio padre Claudio Crescenzo, che durante tutti i viaggi fatti con il gruppo folcloristico ma anche personalmente ha raccolto questi strumenti nelle varie nazioni e adesso li mettiamo in mostra per far conoscere agli agrigentini, alle scolaresche e naturalmente ai turisti che verranno qui al Teatro Pirandello proprio la mostra degli strumenti musicali, con strumenti che provengono da tutti i 5 continenti che raccontano la cultura e la storia di quelle nazioni. Quali strumenti in particolare ci sono? Abbiamo gli strumenti come l'anglung indonesiano, come il charango boliviano, come il balafon africano, poi i vari tamburi andini e naturalmente i flauti di pan andini, dall'antara ai toyo i più grandi, poi naturalmente tutte le chitarre, dal buzuki, dal liuto, dall'oud, che è lo strumento da cui hanno origine tutti questi strumenti, fino al sitar indiano. Il senso di questa mostra qual è?
è quello proprio di far conoscere gli strumenti musicali e le culture a tutte le genere, perché non abbiamo gli strumenti classici che tutti conosciamo come il pianoforte o la chitarra. Ci sono pure, ma naturalmente non sono quelli gli attori principali, ma sono appunto gli strumenti fatti anche con il materiale più economico, fatto con la zucca o fatto con il guscio della tartaruga o con le noci di cocco. Quindi degli strumenti proprio particolarissimi di cui sicuramente l'utente sarà strafelice di vedere e che non conosce. Linea alla regia per la pubblicità. Ha fatto le prime ammissioni di colpa Giacomo Frasconà Filaro, il 20enne arrestato per l'omicidio del 16enne ucciso sabato sera in un bar di Capizzi, nel Messinese. Il giovane avrebbe confessato di avere sparato, ma ha scagionato il padre e il fratello, anche loro fermati, con l'accusa di averlo accompagnato sul luogo del delitto. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. La comunità di Capizzi è sconvolta dopo la tragedia avvenuta nella tarda serata del 1° novembre in via Roma, dove ha perso la vita il 16enne Giuseppe Di Dio, studente dell'Istituto Alberghiero. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, intorno alle 22:30 un giovane ventenne, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola davanti a un bar del centro. I proiettili hanno colpito 2 persone, un ragazzo di 22 anni, ora ricoverato all'ospedale di Nicosia e non in pericolo di vita, e Giuseppe Di Dio, deceduto poco dopo il trasporto presso la guardia medica del paese. I carabinieri della compagnia di Mistretta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Enna, hanno fermato 3 persone, il presunto autore materiale degli spari, suo fratello 18enne e il padre 48enne. I 3 sono accusati a vario titolo di omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva e clandestina di arma da fuoco, lesioni personali e ricettazione. L'arma del delitto, una pistola con matricola a brasa, è stata recuperata e sequestrata. La comunità di Capizzi è profondamente scossa. Il sindaco Leonardo Giuseppe Principato Trosso, in una nota diffusa, ha espresso il dolore dell'amministrazione e ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino in memoria di Giuseppe Di Dio. Una tragedia assurda, in parte annunciata, scrive l'amministrazione comunale. Ha spezzato la vita di un ragazzo di appena 16 anni, attinto da un colpo di arma da fuoco in una serata che doveva essere di festa, da un giovane ventenne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, senza alcuna motivazione. La nostra comunità è stata attaccata nel modo più violento e vile che potessimo immaginare. Le istituzioni non sono riuscite a tutelare Capizzi ed evitare il peggio. È questo l'animo di un sindaco che da tempo chiedeva maggiore attenzione per il territorio e che oggi reclama giustizia a gran voce. Il sindaco ha inoltre precisato che il comune ha già messo a disposizione degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per contribuire a fare piena luce sull'accaduto. Oggi Capizzi, conclude l'amministrazione comunale, è unita nel dolore, nel silenzio e nel ricordo di Giuseppe. Non si piegherà alla violenza, ma reagirà con unità e fiducia nelle istituzioni. L'intera cittadinanza si stringe attorno alla famiglia del giovane, vittima innocente di una violenza senza senso. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica e il movente della sparatoria. I resti dell'auto del giudice Carlo Palermo per una speranza di rinascita. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. È un messaggio di speranza. Dai resti di questa macchina nasce un fiore, nascono 3 gigli. Questo è un messaggio di speranza. Non si tratta di teatralizzare il dolore, si tratta di non dimenticare il dolore e farlo diventare un dolore condiviso, perché non è sadismo il mio, è un modo anche per alimentare la memoria. Cosa Nostra, quell'attacco mafioso e terroristico, aveva dei mandanti e aveva anche delle complicità istituzionali, noi ci giriamo attorno. Ecco, una città che guarda al futuro non deve dimenticare mai il sangue, anche vicino al monumento dei caduti delle grandi guerre. Anche questa è stata una grande guerra, quella di mafia. L'artista l'ha voluto dedicare pigliando sto numero della targa
della macchina al tempo e dedicandola a un messaggio positivo. I fiori sono un gesto gentile e sono un messaggio gentile non solo ad omaggio delle vittime, in questo caso di Giuseppe, Salvatore, della mamma Barbara, ma anche come messaggio di solidarietà nei confronti delle donne e gli uomini delle forze dell'ordine, della magistratura, ma di una società che a diverso titolo si è impegnata, si è spesa, ha avuto sangue e ha versato sangue per liberarci un po', diciamo, da questa altra guerra mafiosa, ma sono soprattutto un fiore consegnato ai giovani e dunque al futuro di questa città. Questa macchina posta al centro di 3 porte: questura, prefettura, palazzo del comune. Porte di legalità, porte di speranza, porte di istituzioni massime per una città. È un messaggio anche in questa direzione. Ognuno di noi, nessuno ha la pretesa che faccia l'eroe, però ognuno di noi deve fare un pezzo del dovere per il quale ha giurato, a diverso titolo, fedeltà alla Costituzione e indirettamente fedeltà dunque nel servizio alle proprie comunità. Questo è il palazzo dove viveva anche Fulvio Sodano, un'altra delle vittime, seppur non col sangue direttamente della mafia. Questo è il palazzo della questura. Alcuni agenti sopravvissuti ma poi condannati nel tempo a una morte prematura per i danni fisici che hanno avuto in quell'attentato prestavano servizio qui. E quel palazzo, quello del comune, talvolta invece non sempre splendeva di luce propria, anzi a volte era molto molto scolorito, mettiamola così. Quanto ha pianto questa provincia? Ma questa provincia, questa nostra terra ha pianto tantissimo. E proprio per evitare che continui a piangere, noi dobbiamo seminare e mettere a dimora fiori di speranza. È una metafora per dire un accrescimento culturale di responsabilità civica e individuale. Questo è il messaggio di oggi. Passando da qui, chiunque trapanese non ha l'obbligo di guardare e ricordare ciò che è stato e speriamo ciò che non sarà più. A me non convince la subcultura, a parte che la ripudio, ed è nascondere la polvere sotto il tappeto. Alcune lamentele sui social indicibili, non era questo il posto, non bisogna far vedere le cose brutte, no, bisogna far vedere invece una città che reagisce, una comunità che reagisce e che ha subito anche questa guerra, in certo qual modo, e di conseguenza invece oggi reagisce. Non bisogna avere mai vergogna della storia, la storia va letta per quella che è, il punto è un altro, bisogna impegnarsi perché la storia che verrà la scrivano tanti giovani, la scrivano in maniera diversa rispetto all'omertà, al silenzio e quant'altro di negativo del passato. Cosa le hanno raccontato, onorevole, di quei tristi giorni? Beh, una città che sicuramente si è risvegliata con una notizia devastante. Erano gli anni in cui comunque la strategia mafiosa era quella delle autobombe o comunque degli attentati dinamitardi con cui si provava a mettere a tacere magistrati, giornalisti, chiunque cercava la verità. Abbiamo ovviamente raccontato una storia rispetto alla quale noi oggi vogliamo prendere le distanze, ma che non vogliamo dimenticare, perché è importante avere coscienza del passato per poter costruire un futuro di consapevolezza, senza dimenticare quello che quel passato tragico ha rappresentato anche per la storia di questa città e in realtà di tutta la Sicilia. Oggi c'è un grande desiderio di riscatto, vogliamo guardare al futuro con speranza ed è importante che anche le nuove generazioni che non hanno vissuto quegli anni, io stessa ero molto piccola o in alcuni casi neanche nata, però è importante che anche le nuove generazioni sappiano cosa quel periodo storico ha significato per la Sicilia e per la libertà dei siciliani. Posta lì e o la guardi, o rifletti, o la schifi, la mafia, o la schifi. Beh, in un certo senso è un pugno allo stomaco ed è quello che deve essere, se vogliamo, perché al di là della collocazione su cui ognuno può nutrire ovviamente delle perplessità, dei dubbi, è chiaro che è messa lì a fare monito anche per il futuro e ricordarci la bruttezza della mafia, la bruttezza di quegli anni, ma è anche un segnale però di rinascita, perché da quella bruttura nascono dei fiori, quindi il segno di una città che vuole rinascere da un passato comunque tragico. La bruttezza della mafia è di chi
chi si è pasciuto della bruttezza della mafia, possiamo aggiungere così? Da sempre c'è un sistema di connivenza collaterale che ha consentito alla mafia, ed è stato l'humus dentro cui le associazioni mafiose hanno potuto rafforzare il proprio consenso, al di là di quello che fosse strettamente inteso come associazione mafiosa. È chiaro che c'è bisogno che la collettività condanni quel modo di essere, quel modo di fare, quel modo di atteggiarsi rispetto anche alla collettività, e proprio per questo il segnale è veramente molto forte. Però veramente mi piace pensare che oggi quello sia il segno di una rinascita, di una città che cura le sue ferite e che vuole guardare al futuro con una speranza rinnovata e diversa. Sul porto e sul lungomare di Sant'Agata Militello vediamo un'intervista al vice sindaco realizzata dai colleghi di Messina. Sant'Agata Militello guarda con attenzione al porto, al futuro del porto dei Nebrodi. Qual è lo stato dell'arte? Sicuramente sì, perché dopo tanti anni, e sappiamo purtroppo che ci sono stati degli impedimenti per quanto riguarda il completamento del porto, però oggi possiamo dire che siamo addirittura d'arrivo. Siamo già quasi a più del 95% dei lavori eseguiti, quindi basta poco, diciamo, per poi entro dicembre ci dovrebbe essere la consegna dell'opera e finalmente possiamo dire che il nostro territorio ha un'opera importante, un'opera che può servire a tutti per lo sviluppo e l'economia del nostro territorio. Sicuramente è un porto che abbraccia tantissime cose, nel senso che è un porto turistico, commerciale e peschereccio, quindi diciamo non manca nulla. Quando potrebbe avvenire il taglio del nastro? Ma sicuramente a primavera, cioè la consegna sarà a dicembre, a primavera, a marzo sicuramente si può tagliare il nastro. Con questo dobbiamo aggiungere che abbiamo l'asse viario che va a completare l'opera del porto, perché con l'asse viario noi evitiamo di far entrare nel centro abitato i mezzi pesanti, quindi quest'altra opera è un'opera importante che sarà consegnata. I termini di consegna sono settembre, ma sicuramente la ditta è già molto avanti, la ditta Bruno, e può essere pure che ci consegna l'opera molto tempo prima. Voglio aggiungere ancora una cosa, che è arrivato il decreto per quanto riguarda il muro di Paraonde, che sappiamo purtroppo è disastro per le calamità naturali, e pure questo già è stato finanziato, compreso le barriere sofforte che servono a bloccare queste onde che in questo momento possiamo assistere, che salgono, diciamo, sulla via Regione Siciliana, arrivano sulla via Regione Siciliana. Quindi con queste due opere che noi andiamo a completare sicuramente possiamo dare veramente lustro e soprattutto la messa in sicurezza di tutta quella parte che arriva dalla Vallone Posta a Giancola. Si sta lavorando anche per migliorare la viabilità anche con alcune rotonde? Sicuramente sì, perché noi in questo momento la ditta sta lavorando per quanto riguarda la riqualificazione della Villa Bianco, e ci sono previste delle rotonde, una è all'altezza della Steria e una rotonda è esattamente più o meno in direzione della Guardia Costiera, che dà l'accesso al porto e alla viabilità che va verso Acquedolci. Intanto tra pochi giorni ci sarà un appuntamento molto atteso, la fiera storica di Sant'Agata Militello. Ci sono già le date ufficiali? Sì, ecco, questo è importante perché vorrei comunicare e annunciare ai nostri concittadini e al territorio tutto, perché sapete benissimo che la fiera storica di Sant'Agata Militello è una fiera importante, è stata spostata al 15 e 16 novembre, perché in questo momento, proprio per i lavori che abbiamo in corso per la Villa Bianco, giustamente la ditta, per non fare perdere tempo alla ditta, non bloccare i lavori, abbiamo pensato invece di 14 e 15 farla 15 e 16, si svolge regolarmente. Invece della via Regione Siciliana andiamo in via Cosens perché c'è l'area di cantiere, quindi abbiamo fatto questo spostamento per trasferirla nell'arteria, diciamo, a monte. E per lo sport vi proponiamo un servizio di Carmelo Lentini sul mercoledì di Coppa Italia per l'Akragas, che giocherà a porte chiuse presso lo stadio di Raffadali, un'analisi sul campionato di calcio di terza categoria con un'intervista al presidente Angelo Caramanno.
inizia il calvario per l'Acregas. Dalla prossima sfida tutte le gare interne per l'impraticabilità dello Stadio del Seneto interessate dai lavori di ristrutturazione e posta della Torre Faro dovranno giocarsi obbligatoriamente in campo neutro. A partire da questo mercoledì 5 novembre, dove è in programma la gara interna dei Coppa Italia dell'Acregas con la Margheritese, ci sarà una sfida che dovrà giocarsi al Comunale di Raffadale e a porte chiuse, perché l'impianto momentaneamente non dispone dell'autorizzazione per l'apertura al pubblico. Nelle prossime settimane la società biancazzurra farà le scelte opportune in modo tale da non penalizzare i propri tifosi che vorranno seguire la squadra del cuore. Ma scendiamo di categoria. Si è disputata la seconda giornata di terza categoria, che ha dato i primi scossoni stagionali in alta classifica. In vetta alla graduatoria ci sono due squadre, lo Sporting Acregas e il Real Favara, che conducono a punteggio pieno, 2 vittorie. La prima al campo di Fontanella ha superato il Muxar per 2-1, mentre il Real Favara è andata a vincere a Camastra con una tripletta. A inseguire le due battistrada c'è l'Atletico Gattopardo, che ha superato il quotato Atletico Agrigento per 1-2, a conclusione di una gara incerta nel risultato e combattuta sino alla fine. Comunque riepiloghiamo un po' i risultati di questo turno. Pro Ribera Burgio 1-1, Real Castelterminese Ponte di Ferro 5-0, Sporting Acregas Muxar 2-1, Atletico Agrigento Atletico Gattopardo 1-2, Atletico Burgio Canicattì 2-4, Camastra Real Favara 0-3. La classifica, come detto prima, ha due capolista. Si tratta di Sporting Acregas e Real Favara, che di punti ne hanno 6, quindi Atletico Gattopardo ne ha 4, poi Real Castelterminese, Atletico Agrigento, Canicattì e Camastra punti 3, Pro Ribera 2, Burgio 1, Atletico Burgio, Muxar e Ponte di Ferro invece si ritrovano a 0 punti. Il prossimo turno riserva uno scontro al vertice proprio tra le due capolista, cioè tra Real Favara e Sporting Acregas, il cui risultato finale potrebbe regalare la vetta solitaria ad una delle due. Queste le prossime gare in programma per la terza di andata: Real Favara Sporting Acregas, Burgio Atletico Gattopardo, Muxar Pro Ribera, Ponte di Ferro Atletico Burgio, Reale Castelterminese, Atletico Agrigento e Canicattì Camastra. E adesso un commento del presidente della FIGC di Agrigento, Angelo Caramanno, sulla stagione appena iniziata e che riguardano anche le altre discipline. Presidente Caramanno, dunque, sì, la terza categoria è partita, il calcio a 5 è partito, ecco, diciamo che sono tutte formazioni ad alto livello, anche perché la composizione delle varie squadre hanno molta ma molta qualità e si è visto già sin dalla prima giornata. Sì, confermo quello che dici tu giustamente. Tengo a precisare comunque che quest'anno la nostra delegazione è riuscita a mettere su 14 squadre in organico. Una, la Nuova Verde Nero, gioca nella delegazione di Trapani, mentre il Tre Torre Campobello gioca nella delegazione di Caltanissetta, quindi il nostro girone è da 12, ma da 12 un girone di ferro perché il 9 è terza categoria. Ti posso assicurare, e lo potete vedere tutti nei vari campi se vedete le partite, che il livello è altissimo. C'è gente che ha fatto la promozione all'eccellenza fino a qualche anno fa, adesso per motivi diversi si ci vende in questo nostro campionato. Questo nostro campionato che diciamo da alcuni anni ha un valore diverso, un valore molto più calcistico di qualità, non è più la terza categoria di una volta dove giocavano gente magari che aveva smesso di giocare per passare tempo, tipo amatoriale, ma ora è diventato avendo un livello altissimo e questo mi fa enorme piacere. Diciamo che domenica scorsa già iniziato col moto, ci sono stati risultati eclatanti, belle partite e quindi siamo già in fase di avvio. Poi abbiamo la serie di calcio a 5, qui abbiamo fatto un successone, dico io, perché l'anno scorso avevamo 7 squadre di calcio a 5, quindi un nostro girone da 7, quest'anno siamo riusciti a fare un girone da 9, quindi abbiamo fatto diciamo bene e quindi domani partirà pure il campionato di serie di calcio a 5 maschile e quindi siamo qui in attesa di capire un attimino che cosa abbiamo diciamo in organico andando sui campi a vederli giocare.
Poi per quanto riguarda le Juniores, anche qui abbiamo fatto un girone da 10 squadre, noi abbiamo 11 squadre, però due l'abbiamo dati nel girone carta in uno l'abbiamo preso da Palermo, quindi il nostro girone è formato da 10. Terza categoria che ripeto sempre, fino a qualche anno fa era una terza categoria, una Juniores dove si giocava poco, c'erano delle situazioni in cui si giocava qualche partita a metà perché c'erano dei ritiri, invece da alcuni anni è un campionato di Juniores molto agguerrito, molto ben giocato, e quindi anche qui abbiamo avuto un successo a livello di delegazione e portare la squadra a giocare come si deve nella Juniores. Dunque sono campionati che hanno acquisito maggiore qualità rispetto agli anni passati. Sì, io punto tantissimo sulla qualità, poi abbiamo la fortuna, pure la bravura, la fortuna, una serie di situazioni, di componenti che ci portano pure ad avere qualità e quantità insieme. Questo ci viene riconosciuto anche a livello regionale, perché noi facciamo numeri di provincia di alto livello, perché noi siamo vicini come provincia più piccola, siamo la più grande provincia, perché dopo Palermo, Catania e Messina ci siamo noi come organici, terza categoria, insomma che siamo ben rappresentati a livello regionale per questi numeri che facciamo, quindi questo ci viene riconosciuto da chi governa il calcio siciliano e da tutta la componente di Palermo. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. I programmi di TVA vi ricordiamo che si possono vedere in tutta Italia sul 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.